Eccoci presso lo stand Round One, un gruppo variegato e nutrito di sport da combattimento, ma anche arti marziali, in generale sport da tatami, capitanati dal presidente dell'associazione Omar Garatti, che ci presenterà la sua SD e ci spiegherà perché ha iniziato questa nuova avventura in giallo. Ciao a tutti, io sono Omar Garatti e abbiamo creato Round One ASD, che è un boxing club. Abbiamo creato questa associazione dalla mia volontà agonistica e di portare il pugilato alla portata di tutti, e poi durante il percorso si sono unite altre persone insieme a me, e quindi oltre al pugilato a partire dai 3 anni offriamo diversi altri corsi in palestra, tra cui cross training, kickboxing, aikido e Brazilian Jiu-Jitsu, ognuno capitanato dai ragazzi che vedete qua. Stefano, sono l'istruttore di cross training, che è praticamente lo sport di resistenza multimodale. Facciamo pesi, facciamo corsa, si usano un po' tutti i sistemi bioenergetici del corpo, quindi dal lattacido all'aerobico, cioè dall'anaerobico all'aerobico, e si spinge tanto. E ci si diverte anche, soprattutto. Ci si sprona in gruppo a spingere di più, tante volte la gente arriva, pensa di non riuscire a fare le cose, invece poi spinto un po' dal gruppo o comunque provando scoprono di sollevare anche pesi che magari non conoscevano o imparano a fare movimenti che mai avrebbero immaginato anche. Ecco, invece passiamo agli sport a combattimento e Giacobbe ci spiega perché non sono una cosa brutta invece gli sport a combattimento. Sfatiamo questo mito. Guarda, ciao a tutti, Giacobbe, Kickboxing K1. Io mi diverto, ho 59 anni, ho cominciato a 14 anni, ho sempre fatto questo o quello senza problemi. E vedo che dai 14 anni in su, perché per gli altri è un po' troppo piccola, è un po' pesante l'attività, secondo me è una buona attività per sfogare soprattutto le tante rotture di scatole che abbiamo nella vita tutti quanti. Grazie. Ecco, perfetto, un'ottima valvola di sfogo, allora continuiamo con l'Aikido. Ciao, sono Sandro, facciamo Aikido con l'associazione appunto Aikido Origin. Si tratta di un'arte marziale tradizionale dove lo studio delle cose antiche trasmette dei principi sia tecnici che di disciplina, che aiutano a migliorare la persona. Lo scopo di chi pratica Aikido è sì imparare tecniche, imparare a gestire il proprio corpo, ma soprattutto ad avere conoscenza dei propri limiti e a superarli. Questo tutto quanto nell'armonia di un bel gruppo che ha l'obiettivo di crescere insieme. Grazie. Ecco, concludiamo allora con il Brazilian, adesso passiamo al lavoro più a terra, no? Ricordiamo che questi sono tutti chiamati comunemente sport individuali, ma si lavora comunque in squadra. Esatto, Luca Gri, insegnante di Jiu-Jitsu brasiliano, sono con il gruppo Tribe Jiu-Jitsu Italia. Il nostro obiettivo è quello di controllare le persone prevalentemente a terra, perché a terra dove noi riusciamo ad avere il controllo sull'avversario, a terra è molto più facile. L'obiettivo è quello di portare la persona ad arrendersi tramite tecniche di leve e di strangolamento, che detta così sembra una cosa molto violenta, però in realtà è davvero alla portata di tutti. Perfetto, allora tutte queste attività le trovate presso la palestra Round One a Meschio di Vittorio Veneto.